9 ottobre 1963. Alle 22:39 una frana di grandi dimensioni dalle pendici del monte Toc si riversa nel bacino alpino artificiale costruito lungo il torrente Vajont, al confine tra Friuli e Veneto. Sono circa 270 milioni di metri cubi di roccia, un volume più che doppio rispetto a quello dell'acqua contenuta nel bacino idroelettrico, circa 115 milioni di metri cubi, che vi precipitano dentro alla velocità di 108 km orari. L'onda di piena che ne deriva supera di 250 metri la sommità della diga che delimita a valle l'Invaso. Una parte dell'enorme volume d'acqua risale il versante opposto, distruggendo tutti gli abitati lungo le sponde del lago nel comune di Erto e Casso. Un'altra parte, circa 30 milioni di metri cubi d'acqua, scavalca la diga, che rimane intatta pur subendo forze 20 volte superiori a quelle per cui è stata progettata, e si riversa nella valle sottostante. Vengono distrutti i paesi di Longarone, Pirago, Faè e Villanova, oltre a diversi borghi lungo le sponde del lago. L'onda di piena ingrossa il fiume Piave, creando danni anche in altri comuni e anche a Borgo Piave, nella città di Belluno. Sono 1917 le vittime del disastro. La Croce Rossa, la RAI, Corriere della Sera, La Stampa aiutano le popolazioni colpite con delle raccolte fondi. Aiuti economici arrivano anche da tutto il mondo. L'inchiesta della magistratura e indagini giornalistiche accertano che dopo la costruzione della diga si era scoperto che i versanti non avevano caratteristiche morfologiche per essere lambiti da un serbatoio idroelettrico. Ma l'ente gestore, una società privata operante fino alla nazionalizzazione delle imprese elettriche, e i suoi dirigenti avevano nascosto il pericolo di cui erano a conoscenza, sottovalutandolo, con l'avallo di enti nazionali e locali, i comuni della zona e lo stesso Ministero dei Lavori Pubblici. La vicenda giudiziaria, apertasi a carico di 11 persone, si conclude nel 1971 con la condanna in Cassazione di 2 responsabili della società privata che gestiva l'impianto per inondazione aggravata dalla previsione dell'evento e omicidi. Uno a 5 anni, uscito dal carcere dopo 1 anno per buona condotta, e l'altro a 3 anni e 8 mesi, beneficiando di 3 anni di condono. Nel cinquantenario della tragedia, nel 2013, il Corriere delle Alpi realizza un memoriale online con la biografia di ognuna delle vittime, che può essere consultato sul sito internet del giornale.